Buonasera dalla redazione TG10, guardiamo insieme i titoli con gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Rinvio a giudizio per il sindaco sospeso di Riace e gli altri 26 indagati nell'ambito dell'inchiesta Xenia. La decisione è arrivata dopo 7 ore di Camera di Consiglio. Il processo inizierà l'11 giugno. La preannunciata riunione del Consiglio dei Ministri in Calabria si terrà il 18 aprile a Gioia Tauro. Il Premier Conte annuncia novità per la regione più bistrattata del paese. Il ministro della Sanità Grillo annuncia via Twitter che il decreto speciale per rimettere in sesto la sanità calabrese verrà approvato il 18 aprile. Scoperto dai carabinieri in un capannone a Mileto un arsenale di armi, in manette un uomo di 50 anni, nei guai anche il figlio, denunciato a piede libero. Il Movimento 5 Stelle conferma Laura Ferrara per le europee. Forza Italia punta sull'imprenditrice Fulvia Caligiuri. L'Istituto Falcone e Borsellino di Corigliano è il primo nel Mezzogiorno a dotarsi di un simulatore di volo. Parlano i due centrocampisti di Cosenza e Crotone. La salvezza dei club calabresi passa anche dalle loro giocate. Nel weekend Cremonese e Padova, sulla strada del rossoblù. Ancora buonasera, dunque rinvio a giudizio per il sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano e gli altri 26 indagati nell'ambito dell'inchiesta Xenia. La decisione è arrivata dopo 7 ore di Camera di Consiglio e il processo inizierà dunque l'11 giugno. Vediamo. Il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, è stato rinviato a giudizio insieme agli altri 26 indagati nell'ambito dell'inchiesta denominata Xenia sulla gestione dei migranti nella cittadina del Reggino. La decisione è stata letta dal GUP del Tribunale di Locri Amelia Monteleone dopo 7 ore di Camera di Consiglio. Il processo è stato fissato per l'11 giugno prossimo a Locri. A Lucano, ancora sottoposto al provvedimento di divieto di dimora a Riace e alle altre 26 persone rinviate a giudizio, l'accusa contesta a vario titolo i reati di favoreggiamento e l'immigrazione clandestina e abuso d'ufficio. Nessuno degli indagati era presente in aula alla lettura del dispositivo da parte del GUP, così come era accaduto anche nelle 5 giornate di udienza. La difesa di Lucano e della compagna, prima che il GUP Monteleone si ritirasse in Camera di Consiglio, aveva chiesto per entrambi il non luogo a procedere. Lucano, al terzo mandato da sindaco di Riace, comune della Locri, è diventato modello per l'accoglienza dei migranti. Proprio nell'ambito dell'operazione Xenia della Procura di Locri, il 2 ottobre era dapprima stato posto agli arresti domiciliari, misura poi trasformata nel divieto di dimora a Riace. La preannunciata riunione del Consiglio dei Ministri che si svolgerà in Calabria si terrà il 18 aprile prossimo a Gioia Tauro. Il Premier Conte annuncia delle novità importanti per la regione che è probabilmente la più bistrattata del nostro Paese. Attesa finita, il Consiglio dei Ministri si riunirà in Calabria il 18 aprile a Gioia Tauro. Dicono sia un evento, dicono che per la prima volta il Palazzo del Potere Romano si trasferirà in Calabria, dicono che l'ambizione del governo giallo-verde sia quella di colpire l'immaginario calabrese con effetti speciali. Dicono molte cose, ma resta il fatto che la riunione ci sarà e questo è un segnale importante. Bene, fin qui una buona notizia che naturalmente da sola non basta, perché ci vuole altro per impressionare positivamente la gente di questa terra, abituata negli anni a vivere di promesse e di disillusioni dolorose. Il 18 aprile ne sapremo di più. Intanto, come anticipato dal ministro Grillo, il primo atto concreto sarà l'approvazione del decreto per cambiare la sanità che, scrive l'esponente di governo su Twitter, riporterà il diritto alla salute ai calabresi. Il primo punto sarà questo, poi a cascata, fanno sapere ambienti vicini alla coalizione di governo, arriveranno altre iniziative per la regione più disastrata e bistrattata del paese. Vedremo cosa verrà deciso. Nel frattempo non ci resta che aspettare la riunione e vedere quali iniziative reali verranno assunte. Insomma, dopo le promesse, le buone intenzioni e i proclami, si attendono i fatti, che sono l'unica cosa che conta realmente. 18 aprile che sarà una giornata importante anche per la sanità calabrese. L'annuncio è arrivato via Twitter da parte del ministro Grillo che dice che il decreto speciale per la sanità della regione Calabria sarà approvato proprio in questo Consiglio dei Ministri. Ma cosa si aspetta la gente? Cosa vorrebbe che cambiasse la sanità calabrese? Sentiamo. C'è un tweet del Ministro della Salute Giulia Grillo con il quale annuncia che è pronto il tanto atteso decreto speciale per la sanità in Calabria. Sarà il Consiglio dei Ministri ad approvarlo proprio nella riunione in programma il 18 aprile, giovedì prossimo, a Gioia Tauro. Un decreto di cui circola una bozza, ancora non si conoscono bene i contenuti.
tutti, è un decreto però più volte annunciato. I cittadini cosa pensano? Aspettano questa svolta? C'è fiducia? E poi ancora cosa dovrebbe cambiare secondo gli utenti della sanità in Calabria? Le cose in Calabria secondo me sono molto difficili da poter portare a drizzarle e portarle in un canale molto più tranquillo. E qua il presidente Mario Oliverio ha fatto il possibile. Ora aspettiamo questo decreto. Aspettiamo, non possiamo fare altro. Siamo fiduciosi, a questo punto non possiamo che essere fiduciosi rispetto a una situazione drammatica che c'è nel mondo della sanità calabrese. La sanità calabrese oramai è un colabrodo dappertutto, in tutta la regione. Siamo definiti cittadini del terzo mondo sotto l'aspetto della sanità, per cui quotidianamente ci sono delle situazioni veramente non degne del vivere civile di una persona. Per cui attendiamo con fiducia questo decreto che possa stravolgere in maniera positiva quella che è il reale stato delle cose attuali. La sanità ormai qua almeno a Cosenza è finita, quindi se uno prova ad andare un pochettino all'ospedale, specialmente al pronto soccorso, si rende conto che effettivamente siamo arrivati proprio alla frutta, quindi speriamo che vengano e concludino qualcosa. Io credo che la cosa fondamentale sia affidarla a persone concrete che possano comunque cambiare qualcosa, cioè non è possibile che magari un qualcosa in sanità che costa al nord 1 qui costi 200, quindi magari è diventata una sorta di bancomat delle grosse aziende e di tutto quello che c'è intorno. Ci deve dare per forza una svolta, non si può rimanere sempre con i soliti che fanno gli affari propri. Credo che in sanità debba cambiare veramente molto e ci sia un gran lavoro da fare. Io sono anche un'operatrice nella sanità e credo che anche con questo decreto del Ministro non cambieranno le cose. Cosa invece servirebbe per dare la svolta? Servirebbe una rivisitazione di tutte, di tutte le strutture, soprattutto dell'ospedale, perché appunto chi poi ne paga le conseguenze sono i pazienti. Sono giorni importanti anche per la politica, la scelta dei candidati per le prossime elezioni europee. Sentiamo la nostra pagina politica. Non è facile per i partiti trovare candidati disposti a sfidarsi per le europee. Molte forze politiche sono in difficoltà perché la competizione è dispendiosa e molto impegnativa. Tuttavia, però, qualcosa comincia a prendere corpo nel panorama dei pretendenti, un seggio a Bruxelles. Partiamo dal Movimento 5 Stelle, che parte con una certezza, la riconferma di Laura Ferrara, che ha ottenuto una montagna di preferenze fra gli iscritti, evidentemente soddisfatti del lavoro che l'uscente ha svolto nel Parlamento europeo. Ho superato i primi 2 step di votazione interna, il primo su base regionale e il secondo su base circoscrizionale. Sono risultata la più votata al nostro interno su base circoscrizionale, quindi su tutto il sud, e quindi per ora ho la fiducia. Ecco, è stato quantomeno un segno di apprezzamento per il lavoro fatto durante il corso del primo mandato. In queste ore anche Forza Italia si muove con decisione, ha convocato a Roma Fulvia Caligiuri, alla quale è stata proposta la candidatura. È un passaggio formale perché è necessario firmare l'accettazione, ma è certo che l'imprenditrice cosentina sarà della partita. Ancora una campagna elettorale per la Caligiuri che, lo ricordiamo, attende le decisioni in merito al seggio conquistato, almeno così sostengono i suoi difensori, in Senato. Per quanto concerne altre novità, si dovrà attendere ancora qualche altro giorno. Intanto è cosa fatta, ma non c'erano dubbi in proposito, che Matteo Salvini sarà capolista anche in Calabria e che il Partito Democratico affida le sue ambizioni europee a Franco Roberti. Ma sono altre le postazioni che intrigano i calabresi e che crediamo verranno rese note prestissimo. A tal proposito non sono escluse clamorose novità.
Saranno il presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci, e l'assessore alle politiche sociali del comune di Reggio Calabria, Lucia Nucera, i candidati calabresi del Partito Democratico alle elezioni europee. Mettiamo in campo, ha detto in una dichiarazione il commissario del PD della Calabria, Stefano Graziano, una coppia di candidati di primo piano, rappresentanti istituzionali autorevoli e riconosciuti sui territori, perché siamo consapevoli che abbiamo di fronte a noi un passaggio storico fondamentale per il processo di integrazione europea. Negli ultimi giorni ho lavorato tanto, ha detto il commissario, insieme a tutto il gruppo dirigente calabrese, per raggiungere questo risultato posso ritenermi ampiamente soddisfatto. E adesso occupiamoci invece delle elezioni che si terranno a Rende. Ieri è sceso in campo Sandro Principe. Ecco il ritorno sulla scena della politica arrendese e non solo di Sandro Principe. Queste le immagini della presentazione in un albergo di Rende. L'ex assessore regionale si prende la scena e chiama a raccolta il suo popolo, quello dei riformisti che non hanno mai smesso di pensare al ritorno possibile alla guida della città. Principe chiarisce subito che l'ascesa in campo va letta come un dovere verso la città. Nel suo intervento c'è molto di tanto passato, torneremo a fare ciò che abbiamo interrotto 5 anni fa e molto di futuro, la centralità di Rende, città solidale e viva, scivolata in questi anni nella depressione. Un solo accenno al sindaco uscente e alla convention nella quale Manna ha elencato le cose fatte. Principe boccia l'iniziativa come un esercizio di protocollo del nulla. Insomma, l'ex sottosegretario nella sua prima da candidato a sindaco ha mostrato la grinta dei giorni migliori, occupando la scena con la consueta disinvoltura, anche se un pizzico di emozione si è evinta. Adesso a Rende la campagna elettorale comincia a prendere corpo, tenuto conto del fatto che prima Marcello Manna e poi Mimmo Talarico hanno già manifestato le loro idee e accennato ai programmi, così come aveva fatto precedentemente Sergio Tursi Prato. Per completare il quadro mancano ancora all'appello Massimiliano De Rose e il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle. Il Consiglio di Stato ha accolto la sospensiva richiesta dal Ministero dell'Interno contro la sentenza con cui il TAR del Lazio aveva accolto il ricorso contro lo scioglimento per condizionamenti da parte della criminalità organizzata del comune di Lamezia, che era stato presentato dall'ex sindaco Paolo Mascano. Nei giorni scorsi lo stesso Consiglio aveva accolto la sospensiva senza sentire le parti, decisione confermata oggi a conclusione dell'udienza collegiale in cui sono state sentite i legali del Viminale e quelli dell'ex sindaco Mascaro. E adesso ancora la cronaca: ha scoperto dai carabinieri in un capannone a Mileto un arsenale di armi, in manette un uomo di 50 anni, nei guai anche il figlio denunciato a piede libero. Armi e munizioni nel Vibonese scoperte in quantità inquietanti, 2 distinte operazioni da parte dei carabinieri della compagnia di Vibo Valentia, che hanno anche effettuato 2 arresti. Questa mattina a finire in manette è stato Filippo Orecchio, 24 anni, residente a Vene Superiore in contrada Vaccaro. All'interno di una cantinetta alla quale si accedeva attraverso delle chiavi custodite nell'abitazione di Orecchio, i militari hanno trovato 3 pistole, di cui 2 calibro 38 ed una 7,65. L'aspetto più interessante, come evidenziato nel corso di una conferenza stampa, è che le prime 2 armi sono risultati dello stesso calibro utilizzato per compiere alcune recenti intimidazioni nella zona industriale di Vibo Valentia, anche se su tale aspetto sono in corso ulteriori indagini per capire se si tratti proprio delle stesse armi. Nel corso della stessa perquisizione è stato ritrovato inoltre munizionamento per le 3 armi e cartucce per fucile, oltre ad alcuni grammi di marijuana e la targa di un mezzo rubato. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il giovane è stato condotto in carcere. Stessa sorte anche per Saverio Corigliano, 51 anni di Mileto ma residente a Vibo Marina. In questo caso i carabinieri della compagnia di Vibo Valentia, in collaborazione con i cacciatori calabri ed il nucleo cinofili, hanno scoperto una vera e propria Santa Barbara all'interno di un capannone a Mileto. Arrestato il 51enne, mentre il figlio Raffaele è stato denunciato solo per la detenzione di alcune munizioni. Il capannone è stato trovato dai carabinieri con le pareti bucate dai colpi d'arma da fuoco, usate verosimilmente come poligono di tiro. In totale sono state trovate 213 munizioni di vario calibro per fucile e pistola, 3 pistole semiautomatiche, di cui una con matricola a brasa, una pistola revolver, una balestra, 2 coltelli di genere vietato, un fucile semiautomatico, un moschetto con la matricola a brasa e 3 carabine ad
Italia compresa. Armi e munizioni sono state poste sotto sequestro. Evidentemente un'operazione che ha permesso di individuare questo discreto quantitativo di armi, ma soprattutto di armi e munizionamento che possiamo dire erano alle porte della città, perché Vena è una frazione veramente limitrofa al centro urbano. È chiaro che gli approfondimenti e le indagini sono tuttora in corso per ricondurre eventualmente, grazie alle analisi con i colleghi del RIS, la provenienza e l'utilizzazione di queste armi per precedenti attività, qualora vi fossero state. Quindi chiaramente armi clandestine, munizioni hanno pochi scopi alternativi per essere utilizzate, perché chiaramente un'arma è un'arma, quindi tanto più se non c'è il titolo per detenerla, non può essere nemmeno occultata. Altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Beni per un valore di oltre 400.000 euro sono stati sequestrati alla Guardia di Finanza di Gioia Tauro ad alcuni esponenti di spicco riconducibili alle cosche di 'ndrangheta dei Pesce e dei Cacciola di Rosarno. I 2 distinti provvedimenti sono stati emessi alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Procura Antimafia Regina. Arrestato dai carabinieri di Paola il presunto autore della rapina ai danni di un bar tabacchi in contrada Scarcelli di Fuscaldo sul terreno cosentino. Si tratta di un 25enne. Il giovane sarebbe entrato nell'esercizio commerciale con il volto travisato da un passamontagna e sotto la minaccia di un coltello. Dopo aver intimato all'anziana proprietaria di consegnargli l'incasso, è scappato con il bottino, 120 euro. Grazie anche ai filmati e all'impianto di videosorveglianza, i carabinieri hanno identificato il presunto autore della rapina e recuperato il passamontagna e il coltello utilizzati per commettere il reato. Litiga con i vicini e minaccia di darsi fuoco. È accaduto a Vibo Valentia. Un 60enne disabile è stato salvato dai vigili del fuoco e dai carabinieri. L'uomo avrebbe rivendicato la creazione di un passaggio più agevole dal posto auto fino alla sua abitazione. Ha accusato un malore dopo essersi cosparso con del liquido infiammabile ed è stato portato in ospedale per accertamenti. 2 scosse di terremoto sono state registrate questa mattina dai sismologi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Cosenza. La terra ha tremato per la prima volta alle 8:37, l'epicentro sulla costa ionica nel comune di Corigliano Crossano. La seconda scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata invece registrata alle 11:27 con epicentro tra Santa Sofia de Piro e Bisignano ad una profondità di 9 chilometri. 6 persone residenti nel quartiere Tufolo di Crotone sono state denunciate in stato di libertà dalla Polizia di Stato per il reato di furto aggravato di acque potabili. Le ispezioni hanno portato alla luce alcuni allacci abusivi alla rete idrica. A proposito della notizia appena data sulla sospensiva e sulla permanenza dei commissari al comune di Lamezia, l'ex sindaco Paolo Mascaro dice: non saranno ingiusti provvedimenti giudiziari a fermare il mio amore per Lamezia, il mio desiderio di cambiare un sistema intrappolato da logiche perverse, continuerà a combattere per far trionfare la giustizia, dice Paolo Mascaro. Adesso cambiamo argomento. L'istituto Green Falcone Borsellino di Corigliano Calabro è il primo del Mezzogiorno d'Italia a dotarsi di un laboratorio di navigazione aerea attrezzato con un simulatore di volo all'avanguardia. Vediamo. Aprire le porte degli studenti a nuove opportunità lavorative. Da oggi si può, con un'attrezzatura di alta tecnologia che consentirà agli studenti di acquisire competenze adeguate in un settore in forte espansione, all'interno del quale sono previsti nei prossimi anni circa 800.000 posti di lavoro. Un vanto per l'intero territorio e per l'Istituto Green Falcone Borsellino di Corigliano Calabro. Si tratta di un simulatore di volo innovativo che permetterà di fare esercitazione all'avanguardia, in quanto è un simulatore di volo che permette di fare la simulazione e la pianificazione. Strumentazione che attualmente è esistente soltanto in questo istituto, in Calabria, perché altri simulatori sono di differente tipologia, ma questo qui specifico che proviene dall'Austria è stato fornito soltanto a noi. Il laboratorio di navigazione aerea a conduzione del mezzo aereo, attivato 2 anni fa, contribuirà all'offerta della scuola in termini di formazione di tutte quelle figure professionali legate al comparto dell'aviazione. Un
comparto in forte crescita che nei prossimi anni offrirà ben 780.000 posti di lavoro su scala mondiale, di cui 146.000 solo in Europa. Grazie alla collaborazione avviata con l'aviosuperficie Sibari Fly, poi i ragazzi possono andare in volo con velivoli reali qui a Sibari, che è non lontano da qui. Penso che puntare su questo settore sia opportuno, visto che è un settore in espansione, c'è necessità di avere non solo piloti ma anche tecnici, manutentori, quindi c'è tutto un indotto che sicuramente porta a ben sperare. Adesso lo sport, il calcio, con due protagonisti del calcio di Serie B, del calcio calabrese. Daniele Sciaudone e Ahmad Benali sono affrontati nel derby domenica sera al San Vito Marulla. Oggi il microfono è stato tutto per loro, e quando si parla di Sciaudone non si può che parlare anche di Cristiano Ronaldo. Sentiamo. Alzi la mano chi, tra i tifosi del Cosenza, quando vede l'esultanza di Cristiano Ronaldo, non pensa subito a Daniele Sciaudone. E sì, il centrocampista rossoblù ha preso in prestito le movenze del campione portoghese e le ha utilizzate finora per 4 volte, ma se domani lo Juventino dovesse far valere il copyright, lui è pronto a fare un passo indietro. Mi fermo, mi inginocchio e chiedo perdono davanti a uno, credo, dei miti assoluti del calcio. Adesso per tenere il passo tocca anche a me domenica, se ovviamente sarò in campo ovviamente. Scherzi a parte, la speranza di Sciaudone e del Cosenza è quella di vedere gol ed esultanze da qui fino alla fine di una stagione, la prima in Serie B dopo 15 anni, che i lupi vogliono concludere con la salvezza. Domenica a Padova si giocherà un'altra partita intensa contro una squadra che cerca disperatamente di restare in vita. Incontreremo un Padova molto agguerrito, visto la posizione di classifica, visto che comunque ora mancano sempre meno partite, è una partita molto tirata, importante, loro devono assolutamente vincere, ma lo stesso dobbiamo fare noi per probabilmente mettere una pietra sopra al discorso salvezza e non pensarci più. Da un centrocampista all'altro, da un rosso-blu all'altro, Ahmad Benali, anche lui grande estro e vizio del gol. Il libico chiama a raccolta i tifosi crotonesi per la sfida di sabato con la Cremonese. Stiamo preparando la grande, penso che le ultime prestazioni parlano per sé, la squadra sta lavorando bene e noi ci teniamo a vincere sabato e speriamo che il nostro pubblico ci può dare una grossa mano. Come ci hanno sostenuto tutta la stagione, e mo, siccome ci manca veramente poco alla fine stagione, speriamo che loro possano, come sono sempre stati 12° uomo in campo, e spero che anche sabato ci possano dare una grossa mano. Secondo me è una squadra. E adesso il meteo, vediamo che tempo farà nelle prossime ore. Una circolazione depressionaria centrata tra Corsica e Sardegna mantiene tempo instabile e a tratti perturbato sul Mediterraneo centro-occidentale. La Calabria rimarrà interessata da tale disturbo, specie sui soliti settori tirrenici. Domani è ancora improntato alla variabilità, con cielo irregolarmente nuvoloso, addensamenti localmente più intensi sui settori tirrenici, specie del Cosentino, dove sono previste piogge locali temporali. Dal pomeriggio possibili rovesci potrebbero interessare anche le aree interne ed i versanti ionici del Cosentino, Alto Crotonese e zone interne tra Reggino e Vibonese. Andrà un po' meglio su Basso Crotonese e Alto Catanzarese Ionico, dove non mancheranno schiarite più ampie. Temperatura stazionaria. Domani venti moderati sud-occidentali sul Tirreno con mare mosso, deboli meridionali sullo Ionio con mare tra poco mosso e mosso. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni con la nostra informazione, arrivederci e grazie per averci seguito.